Rieccoci di nuovo in studio, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Oggi puntata numero 22, siamo in onda ogni domenica a partire dalle 19:30 sino alle 21, la replica alle 23 di questa stessa giornata e poi naturalmente anche domani mattina, il lunedì, a partire dalle 8:30. Puntata seguibile anche attraverso il sito della nostra emittente www.sestarete.org, anche in diretta streaming. Adesso parliamo di prima categoria, subito le schermate per capire bene come sono andati soprattutto i playoff. Ce n'è stato uno molto importante che Aldo Musumeci ha seguito anche per noi di Penalty, così capiamo bene anche quali saranno poi le prospettive legate ad alcune società anche molto importanti che quest'anno hanno disputato il campionato di prima categoria. Abbiamo la prima schermata, insieme ad Alessio la commentiamo, girone A e girone B. Allora, cosa è successo? Spareggio promozione tra Equipe Comprensorio Palermo e Siculiana. Il risultato finale sorride alla Siculiana che ottiene il salto di categoria in promozione. Si registra anche l'unica finale play-out di tutti gli 8 gironi ed è quella fra Città di Giuliano e Città di Agrigento, con il colpaccio della squadra agrigentina che agguanta la permanenza in prima categoria e spedisce in seconda il Città di Giuliana. Tra l'altro un Equipe Comprensorio Palermo che faceva parte di un girone importante, quello con il Borgata Terrenove, esatto. che è stato un po' la sorpresa, no, di quel girone, perché tra l'altro all'interno c'erano dei giocatori di grande qualità. Esatto, l'Equipe ha davvero fatto una volata incredibile perché è stata sempre quarta quinta nella parte finale del campionato, ha raggiunto il secondo posto, ha vinto entrambi i playoff. Contro il Siculiana, per una questione di entusiasmo e psicologia, se così vogliamo definirla, si presentava come favorita, ma si diceva appunto con i nostri ospiti che in queste partite non c'è mai un favorito. Non c'è mai un favore. Ok, adesso l'altra schermata che la chiude il girone C ed il girone D, dove abbiamo visto la vittoria del Promende. Esatto, Alessio. nella lotteria dei rigori il Promende si impone per 5-4, l'1-1 dopo i tempi regolamentari e supplementari. La lotteria dei rigori quindi sorride al Promende che vola in promozione. Bene. Il sogno sfuma quindi per il Città di Mistretta. E allora a questo punto parliamo del raggruppamento di due gironi, il girone E ed il girone F, con questa finale tra ACI Sant'Antonio e Città di Catania. Ha vinto l'ACI Sant'Antonio. Facciamo vedere la schermata, eccola qui. Il primo commento chiaramente subito con Aldo Musumeci, poi parleremo anche con i nostri ospiti perché voglio sapere se questo ACI Sant'Antonio ha veramente voglia, secondo voi, di ritornare a grandi livelli. Parliamo dalla partita intanto. Aldo, com'è andata? Ma la partita è stata combattuta ed è stata fortemente condizionata dalle assenze. Primo tempo, se non sbaglio, 0-0, no? Primo tempo 0-0, un po' più vivo il Città di Catania che si è reso un po' più pericoloso, ha avuto qualche occasione gol. L'ACI Sant'Antonio sembrava in difficoltà, li aspettava dietro, sì. E poi il secondo tempo un po' il Città di Catania ha abbassato il ritmo su un contropiede, un gol contestato, forse in fuorigioco. Comunque insomma c'è stato un poco di bagarre. Alla fine è meritata questa vittoria dell'ACI Sant'Antonio? Io credo che in qualche modo abbia vinto la squadra con giocatori più esperti che ha saputo poi gestire meglio la partita. Certo, le assenze sia nell'ACI Sant'Antonio di giocatori importanti, Pacini, Contarino, sia nel Città di Catania, Garozzo, Alessandria, Leotta, tutti i giocatori che fanno da tempo questa categoria, che vincono campionati, insomma un poco ha falsato la partita. Però credo che tutto sommato abbia vinto la squadra che ha meritato, per quanto Città di Catania il primo tempo assolutamente ha giocato meglio, sembrava un po' meglio messa in campo, però nulla da dire sul risultato finale. Tra l'altro, diciamolo pure Tra l'altro, scusami Ettore, sì, se ti interrompo, volevo segnalare che i 3 gol della Sant'Antonio sono stati tutti messi a segno da Patanè, una tripletta, e il gol del Città di Catania è stato segnato credo da Litteri su calcio di rigore. Città di Catania che forse ha pagato a caro prezzo questa semifinale con il Città di Randazzo,
sì ha vinto, però troppe espulsioni poi ha decimato l'11 titolare per questa finale. Devo no? dire anche nella Sant'Antonio, perché io non ho seguito la partita, ma nella precedente partita ci sono stati numerosi espulsi, quindi insomma tutte e due le squadre non hanno giocato effettivamente con la loro formazione migliore. Però poi sostanzialmente questo Aci Sant'Antonio ha meritato sul campo il passaggio in assolutamente. promozione. La cosa che voglio sottolineare è che la tribuna era assolutamente piena, nell'ordine di 300-400 persone, ma la Giocava cosa, a a Fiumefreddo, ma la cosa bella è stata poi a fine partita comunque c'è stata grande sportività, queste sono sempre partite molto... Questa è una bella notizia che sì, ci dai, no? Perché assolutamente, con i giocatori comunque che si stringevano la mano, si salutavano. siamo tutti contenti, qua sì, i due mister anziani, tra virgolette, sono contenti di questa cosa. No, assolutamente, questo va sottolineato, perché comunque sempre queste partite poi portano tutta una serie di conseguenze spiacevoli è vero. Invece, poi macchiano un poco. Invece è stato molto bello vedere i tifosi della Sant'Antonio in campo, i giocatori che si abbracciavano. Salvo, perché sorridi e pensi? Parlava Aldo, pensavo a alcune frasi di Arrigo Sacchi, quando diceva che in Italia bisogna allenare anche e insegnare a saper perdere. È vero. Cosa che nella nostra cultura forse non... Poi qui in Sicilia ancora peggio, spesso e volentieri. Tutta l'Italia, Quindi perde, questa frase di Sacchi, appena giustamente Aldo ha sottolineato che è stata una partita sportiva. È un bel esempio di un mondo... È uno spot ideale per i ragazzini. Per i ragazzi, appunto. Per gli allenatori, quindi che hanno inculcato anche questo. Certo, gli allenatori, calciatori, dirigenti, ecco, non perdere. È quello che lavora quotidianamente, tu lo sai, è l'allenatore. Aci Sant'Antonio tra l'altro un allenatore anche importante, Lucio Tosto. Anche Fiumefreddo, Di Maria ha il record di punti proprio a Fiumefreddo. Un altro giocatore che è stato un allenatore che è stato giocatore mio. Lucio Tosto? Anche io. Ecco, volevo dire questo, che l'Aci Sant'Antonio negli anni precedenti è una piazza molto importante, dove ha militato nell'interregionale. Sì, quindi ha per toccato... cui ha dei precedenti importanti. Nostra nobile decaduta. Allora, è una piazza importante, però spesso e volentieri è una piazza dove l'amministrazione comunale non aiuta moltissimo. Per cui, siccome negli anni passati le amministrazioni davano un supporto considerevole, adesso le società hanno giustamente grandi difficoltà per gestire campionati di una certa qualità. Secondo me è giusto, perché l'amministrazione deve anche pensare ad altre cose. E oggi in particolare, non so per tutte le amministrazioni sono in grande difficoltà. Per cui ci vogliono degli investitori importanti, quindi adesso bisogna capire se la nuova dirigenza della Sant'Antonio è pronta per un campionato di promozione, perché avendo il blasone sicuramente tenterà di fare un campionato di alto livello. Aldo? Io credo che se fai una squadra così in prima categoria, cioè vuoi salire, e quindi penso che in qualche modo programmi i progetti che fa la promozione, se no è un non senso. Questo è anche Ci sarà continuità indubbiamente. Sicuramente, anche perché hanno una bella struttura, anche se il terreno di gioco in erba soffre, perché la manutenzione è molto limitata. Ne parlavo l'altra volta col direttore sportivo Salvo Castorina, che saluto e che chiaramente insomma gli stringo la mano, perché vincere è sempre molto difficile. Sulla carta sei indubbiamente favorito, però poi bisogna sempre vincere le partite per andare avanti. Quindi un plauso va a Salvo Castorina, che ha costruito un'equipe importantissima, chiaramente con questa ciliegina di Lucio Tosto, che per la prima categoria, senza nulla togliere agli altri allenatori, è assolutamente un lusso. È assolutamente un lusso. Giusto? Superiore, ecco, questo è importante. Un ragazzo molto preparato, professionista. Sapete che una sua scommessa, l'altra volta quando è venuto qua in studio l'ho anche detto, un po' quasi una scommessa, no? Perché non veniva da campionati travolgenti, quindi rimettersi in gioco anche in una categoria inferiore è sempre una scelta molto difficile. Non è questione di categoria, è questione se tu c'hai passione, se tu anche dalla terza categoria puoi iniziare nuovamente. Certo, ti devono mettere anche nelle condizioni per lavorare. Ti devono mettere anche in condizioni di lavorare, certo. Con una qualità, come diciamo noi, comunque ci vogliono i giocatori. Gli allenatori sono bravi, fanno il loro compito fino a un giusto, certo punto, però se non hai i giocatori non è che vai molto avanti. Aldo non ride. No. Sei d'accordo? Direi di sì. Però ti vedo sorridere, quindi tanto d'accordo non sei. Voglio sentire anche il parere di Alessio, come
cosa pensi di questo Aci Sant'Antonio che a questo punto vola nel campionato di promozione? Io, Ettore, questa vittoria nel mio piccolo l'avevo pronosticata. L'Aci Sant'Antonio veniva da una serie di risultati positivi, il bel 5-2 in casa del Calatabbiano, aveva dato una bella iniezione di fiducia. Il Città di Catania invece veniva da un finale di campionato abbastanza tribolato, dove aveva perso il terreno nei confronti del Città di Valverde, che poi ha ottenuto la vittoria finale. In più questa bagarre nella finale playoff che ha fatto perdere qualche giocatore, insomma a livello psicologico il Città di Catania aveva perso qualcosa. È chiaro che poi il risultato ha dato ragione all'Aci Sant'Antonio, anche se l'andamento della partita era più sorridente al Città di Catania, però poi chi vince ha sempre ragione. È vero. Voglio mettere in difficoltà la nostra Federica, perché ho sentito il parere di tutti, sull'Aci Sant'Antonio non sa neanche dove gioca. Partita meritata. Se ne è uscita in maniera molto, molto tranquilla. Parliamo dell'ultimo accoppiamento finale prima categoria per quanto riguarda i playoff, il girone GH. Come è andata, Alessio? Il Macchitella vince per 5-4 ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Macchitella Gela. Esatto, girone H. Contro il Marina di Ragusa, che quindi si arrende e lascia terreno solamente ai calci di rigore al Marchitella, che va in promozione. Tra l'altro questo Gela che sta cercando pian pianino di ritornare nel calcio che conta, no? Perché c'è stato questo Gela che ha stravinto il campionato e vola in prima categoria, e adesso questo Macchitella che vola nel campionato di promozione di Gela. Insomma, il prossimo anno sarà una bella battaglia, Tra no? l'altro il Gela, che è salito direttamente in prima, aveva veramente un'armata invincibile. D'altra parte, voglio dire, Stiamo parlando di 26 partite con 25 vittorie e un pareggio, 76 punti, Quindi vuol dire numeri che incredibili. vogliono vincere, chiaramente. Ricordo un gelo di tanti anni. Un gelo fa. Credo che il presidente sia lo stesso. Sì, è lo stesso quello dei Tuccio dei professionisti. professionisti. Allora ci dobbiamo fermare, abbiamo l'ultima pausa pubblicitaria, non sono io a lanciarla, sarà Federica, ma vi dico subito che subito dopo, gioco di parole, parleremo un po' di calcio giovanile, perché qui abbiamo l'allenatore di una squadra allievi che comunque il suo blasone è considerevole, quindi avremo modo di puntualizzare di più questo ambiente giovanile che comunque rimane sempre quello più sano, secondo me, ma credo anche per gli ospiti sia quello più sano. Ok, lanciamo la pubblicità. Sì, Ettore, ben detto, abbiamo l'ultimo stacco pubblicitario e rimanete con Penalty.